Bentrovati. Tempo fa è scomparsa mia suocera. Viveva solo nella casa di sua proprietà in comune di Spilimbergo. Mia moglie, figlia unica, ha ereditato l'abitazione, per cui siamo nella normalità delle cose della vita. Comincia quindi la trafila della successione comunicando il nominativo della nuova proprietaria alle varie aziende che forniscono i servizi come gas, luce, eccetera. Mentre con Ambiente e Servizi, l'azienda di San Vito che si occupa dello smaltimento dei rifiuti, volevo chiudere il contratto visto che l'abitazione della nonna rimarrà disabitata e quindi questo servizio diventa superfluo non producendo rifiuti. Telefono quindi al numero indicato in una bolletta dell'azienda savitese per chiedere lumi sulla prassi da seguire per dare la disdetta del contratto. La persona al telefono mi comunica che devo passare in azienda con i contenitori in dotazione. Il giorno dopo mi reco ad Ambiente e Servizi nella sede di San Vito Tagliamento, ma appena entro nell'azienda con i 2 contenitori mi viene comunicato che il ricevimento per il pubblico viene svolto solo in giornate prefissate e tra queste giovedì. E così il giovedì successivo mi ripresento sempre accompagnato dai contenitori, vengo fatto accomodare in un ufficio dove trovo un giovane impiegato al quale spiego il perché della mia presenza, ma ho avuto la netta sensazione che non ci capisse molto. Infatti ha chiamato il comune di Spilimbergo per chiedere cosa fare. Gli rispondono che è necessario che l'utente si rechi in comune a Spilimbergo perché il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato da San Vito, ma per gli atti amministrativi la competenza è loro. E così mi presentai nell'ufficio competente del comune di Spilimbergo trovando un'impiegata capace e ben disposta. Innanzitutto mi chiese se avessi intenzione di dare disdetta al contratto con la società elettrica. Alla mia risposta negativa mi fece presente che non potevo dare disdetta al contratto con Ambiente e Servizi se mantenevo in funzione il contratto con l'Enel, perché così vuole il regolamento. Pensai, ma perché il giovane addetto di Ambiente e Servizi non mi ha messo al corrente di questa precondizione? Mi sarei risparmiato tutta questa trafila burocratica. Ma tant'è. A questo punto l'impiegata mi ha rilasciato un documento perché potessi prelevare in un altro ufficio del comune dei nuovi contenitori per le immondizie che nella sede di San Vito mi erano stati ritirati. Dopo aver ringraziato questa signora per la cordialità e l'efficienza dimostrato, per una curiosità personale gli ho chiesto quanto costerà il servizio di non raccolta delle immondizie ora che la casa è disabitata. Con mia grande sorpresa sono venuto a conoscenza che si dovrà pagare una tariffa fissa come se la casa fosse abitata da 2 persone. Questa è la tariffa minima, per cui qui siamo al paradosso più incredibile. La nonna, che viveva sola, nel 2014 aveva un costo fisso di 107 euro annui. Ora che la casa è vuota, la tariffa annuale, sempre riferita ai valori di 2014, è di 150 euro. Sembra incredibile, ma per Ambiente e Servizi una casa in cui non ci abita nessuno paga di più rispetto ad una abitazione in cui vive una persona. Naturalmente lo dice il regolamento. E fu così che, uscendo trionfante dal comune di Spilimbergo con 2 nuovi contenitori, mi sono chiesto chi fossero quelle volpi che hanno studiato e voluto una cazzata simile. A saperlo. Ci vediamo giovedì prossimo.